In tempi in cui lo stress, la mancanza di serenità, la poca voglia d'amore porta le persone a compiere gesti inauditi nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Negli ultimi giorni, grazie alle segnalazioni giunte sulle nostre pagine Facebook e Twitter da parte di cittadini a Conno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni a Natisone, è venuta alla luce una triste storia. Nei pressi dei centri sportivi e nelle aree attrezzate, qualche imbecille o masturbatore mentale, solo così si può definire un soggetto simile, ha ben pensato di lasciare dei bocconcini avvelenati, esca perfetta per sterminare cani e gatti, perché questi danno fastidio o fanno la cacca. Purtroppo si sono verificati dei casi di gatti e cani morti. Ora, senza tanti giri di parole, bisogna mettere fine a questo scempio. Come? Semplice, dare a Cesare quello che è di Cesare. Una multa, una denuncia o una querela non bastano per fermare questi parassiti, ma ritornando loro lo scherzo sì. Chiaramente hanno il diritto all'immediato ricovero all'ospedale per la lavanda gastrica a loro spese. Ci si augura che prima o dopo si riesca a beccare con le mani in pasta questi elementi poco consoni a rientrare nella categoria de Homo sapiens. Con cervello zero sono solo dei parassiti che infestano con la loro presenza la vita della comunità in cui vivono.